Esistono diversi sistemi di potatura, tra cui quello che stiamo eseguendo adesso è il sistema vaso policonico. Bisogna individuare le branche da lasciare, che possono essere più di una. E di solito lasciamo 3 o massimo 4 branche principali e poi alterniamo con i secondari con la ramaglia giusta da lasciare, per coprire tutta la branca del giusto fogliame da lasciare, dei giusti rami. Il periodo ideale dovrebbe essere marzo, quando già la pianta sta per risvegliarsi, al risveglio primaverile, e i tagli cicatrizzano un attimino prima, perché l'unica cosa che soffre sono i tagli e un po' il gelo. Il gelo tantissimo la pianta d'olivo, anche se è molto generosa. Di solito ogni 2 anni dovrebbe essere fatta una potatura di contenimento delle piante, perché lasciati andare troppo poi diciamo che si confondono di nuovo, specialmente sulle branche principali, la pianta si confonde e in un attimo si riempie di rami che non sono più produttivi, e in più le olive diventano sempre più piccole perché hanno tanto legno, e le olive da salamoia si lasciano desiderare anche. Questo tipo di potatura va molto bene anche per le olive da salamoia, perché sono molto alternate le branche, c'è spazio tra l'una e l'altra, e il sole e l'aria aiutano moltissimo il frutto. Non può essere un cespuglio, non può essere una pianta, un agrume che si fa in un modo tutto differente. Al massimo lasciamo 4 branche, vero? Lasciamo 4 rami principali, si vedono, praticamente la struttura è come se fosse una casa. E quelli sono i pilastri, non vanno toccati mai, perché a furia di battere quelli lì, finiamo che buttiamo giù la casa. Questa in gergo viene chiamata una dicotomia, sono due rami nati uguali e confondono la pianta. Questa ormai va eliminata perché la pianta l'ha scelta da sé, il ramo più assurgente, va sempre in alto, e bisogna lavorare questa come una delle branche principali, tagliare questo secondario, farne questa branca che ormai è confusa e sta andando per i fatti suoi, fare un taglio che più o meno va fatto qua e toglierla, asportarla. La stessa cosa anche da questa parte, ormai la pianta è molto più vicina, sta confondendo anche tutti gli altri rami e sta togliendo molta più linfa al ramo principale, perciò vanno fatti dei tagli sia su questo ramo sia su questo ramo da asportare, un pezzo perlomeno, e un taglio anche qua. Qui addirittura togliere un'altra branca e rientriamo sulle 3 branche principali, più con tutti i rametti laterali. Avrà una forma tutta diversa al termine del lavoro eseguito. Sono molto più separate le branche, entrerà molta più aria, perché l'aria e il sole stimolano delle sostanze clorofilliane che danno molto più frutto e anche mettono diciamo in produzione il fogliame che poi darà il frutto naturalmente. Allora, questa è una pianta con 4 branche, una verrà tolta perché stiamo eseguendo il lavoro sulle 3 branche principali, e più asporteremo dei rami secondari anche. La asporteremo completamente alla sua base, anche perché, ripeto, questo è proprio un classico caso di dicotomia, sono nati uguali, e una andava asportata immediatamente, questa tutta il più si sarebbe dovuta accorciare moltissimo e lasciare i rametti più penduli, esempio tipo questo ramo qua. Questa branca e questa branca abbiamo lo spazio necessario per poter fare il lavoro, e anche perché si presta benissimo, come distanza, come angolazione, si presta molto bene. Andrà fatto un taglio anche qua, andrà asportato un rametto anche qua, un pezzo di ramo anche qua, per lasciare il giusto, anche perché questo qua, ripeto, che la pianta si confonde molte volte, è un chiaro caso di dicotomia, e bisogna poi lavorare i rametti piccoli, quei due sono uguali e la pianta si confonde, allora bisogna che noi interveniamo per non farla più confondere. In questo caso andranno i rametti, eseguendo questo taglio qua, i rametti verranno giù penduli, e il legno sorgente invece andrà alla branca che dovrà essere all'infinito più o meno.
che poi noi conterremo ogni 2 anni con i tagli cesori necessari. Adesso cominciamo a eseguire il lavoro con questa branca è stato finito, adesso passiamo all'altra. Dobbiamo fare un taglio più passiamo alla terza e ultima branca. Tagli con la motosega anche in questa pianta sono stati eseguiti, adesso c'è solo da intervenire con le forbici da potare per dare distanza, ripeto, ai rametti e asportare tutto il legno che non è più produttivo. Tagli considerevoli non ce ne sono più, sono stati fatti. Quella branca che era in sovrannumero, diciamo, e abbiamo preferito asportarla completamente perché non c'era più la giusta distanza tra l'una e l'altra. Considerando che adesso nel giro di un anno massimo 2 si riempirà di nuovo con tutti i rametti nuovi che andranno in produzione e che daranno di nuovo la giusta conformazione, la branca si vestirà completamente sia da una parte sia dall'altra e gli spazi, i vuoti adesso che ci sono andranno a riempirsi nuovamente con dei succhioni e polloni che sono molto produttivi, perché l'ulivo produce nei rametti di un anno, il frutto lo danno nei rametti di un anno. L'anno successivo a questo daranno i frutti, perché sceglie anche lei dove va tagliato. Ha una piccola coroncina, si fa un piccolo bordicino e noi tagliamo di solito qualche millimetro sopra o 1 millimetro sopra quel cordone che riesce a fare, perché fatto lì cicatrizza molto bene, molto prima il taglio. Poi ripeto, già al risveglio primaverile, nel mese di marzo, siccome già il freddo sta passando, perché l'unica cosa di cui ha paura la pianta d'ulivo sono i tagli e il freddo. Tenendo conto di tutte e due le cose ed eseguendo il lavoro dovremo evitare certi rischi. Se lo facciamo molto più profondo, giustamente questa branca va a indebolirsi. In questo caso anche se la tiriamo non succede, vedete che è bella forte. Mentre invece se le dovessimo tirare, perché sto tirando, se lo dovessimo fare con un taglio molto più profondo, rischieremo da subito di tirarla via. Anche se sembra che è bella possente, no? Non è così. Questo è stato un taglio che è stato eseguito alla perfezione, vedete che il cordone che si è fatto è come se ci avessimo messo una grande crema. Questo è un taglio che nel giro di 2-3 anni andrà inghiottito completamente da tutta la base della corteccia nuova. Scomparirà completamente e lo inghiottirà completamente ed è guarito alla perfezione, perché questo è stato fatto nella giusta sede, vede? Si vede anche dove è stato eseguito il taglio e lo sta già inghiottendo. Adesso l'ultima parte, che è quella più difficile, è questa, però una volta che ha comincia da una parte, di solito comincia sempre dalla parte superiore e finirà per inghiottire anche questo. Adesso nel giro di, ripeto, massimo 2 anni sarà inghiottito completamente e questo naturalmente vale in base al taglio che sia stato fatto. Per il numero di anni in cui lo inghiottirà un taglio così grande impiegherà un po' di più. Anche questi andrebbero fatti giusti, si vede la differenza da dove è fatto, non dovrebbero rimanere un taglio fatto, a passare anche la mano, no, un taglio che è un attimino superiore lo possiamo asportare, di solito lo facciamo quando stiamo facendo quel tipo di lavoro, finché vedete quanto secco è entrato. Questa è proprio la dimostrazione che è stato fatto, vede, adesso già va meglio e già abbiamo trovato quel famoso cordoncino che abbiamo detto prima, che si chiama corona. Infatti tutti questi non dovrebbero stare, tanto il taglio dobbiamo farlo, tanto vale farlo nella giusta, vede? Guardi quanto marcio, quanto secco è entrato. Questo è entrato ancora mezzo centimetro dentro. Vede questa piccola riga che si è fatta? Dovendo asportarlo, perché prima c'era il rametto, dovrei stare
a questo piccolo giro che si vede dappertutto, perché fa tutto il giro, almeno un 2 mm sopra, perché quello è lo spazio che vuole per guarire. Questa piccola riga che si vede fa tutto il giro del ramo, vede? E qua si tocca anche. Noi la chiamiamo raminetta, un attrezzo tutto particolare per togliere il legno secco che c'è proprio alla base del fusto dell'ulivo.